Oggi parliamo, Radio Pop, che parlerà della gobula sassarese, origine, lingua e il testo. Il testo è stato scritto da Antonio Fauri. Secondo lo stesso, le gobule erano nient'altro che componimenti in versi musicati, considerate trastulli giovanili, e queste recitazioni venivano praticate in occasione del Capodanno, dell'Epifania, quando per le vie della città vecchia, i garreli, le corti, i gosti o patio e le viuzze, i stringoli, venivano recitate da gruppi di bambini ma anche adulti ben organizzati. La recita della gobula poteva essere eseguita anche nel periodo del carnevale sassarese, dove la sfilata aveva inizio da Gosti Laga, cioè la corte larga. L'esecuzione della stessa gobula avveniva attraverso la voce solista che scandiva i versi e il coro che li ripeteva. Alla fine la recita terminava con l'augurio a 100 anni di padroni, buonanotte e buon anno e buon principio e meglio vini. A questo punto ci si aspettava la ricompensa, che a volte era in denaro, oppure era caratterizzata da fichi secchi, cioè da garriga, le prugne, le noci, i nusi, e non mancavano l'aranzo o l'umandarino, e qualche volta la castagna secca, cioè le castagne secche. Vi ricordo che questo è Radio Aleph Rock 131, chi vi parla è Lloyd di Rock, nella Radio Giostra, che trasmette sulle frequenze di internet.